Buongiorno a tutti, buongiorno, buon Prime Day 21-22 giugno 2021. Benvenuti a questo nuovo unboxing di Reni J e contemporaneamente andremo a vedere quelle che sono le novità per questo Prime Day, quelle che sono le offerte. Come sapete io non tratto solo vinili, ma adesso sto pubblicizzando anche i canali Telegram dedicati a supermercato, tutto ciò che è alimentari, cura della persona, eccetera, e per quanto riguarda classe 74 per tutto il resto, diciamo, tecnologia, gioielli, giocattoli, eccetera, tutto ciò però che non ha a che fare né con i Lego né con Star Wars, a cui sono dedicati, diciamo, dei canali appositi. C'è www.starwarsstore.it dedicato prettamente a Star Wars e www.legolando.it che è dedicato prettamente ai Lego. Ho già creato anche un canale su Telegram che si chiama Legolando, temporaneamente abbandonato, così come anche il gruppo su Facebook, perché sto portando avanti il vinile, il supermercato e classe74.it. Allora, detto questo, saluto tutti quanti quelli che sono intervenuti a questa diretta, saluto anche quelli che la vedranno in differita dopo che l'avrò chiusa la diretta. Ringrazio come sempre di seguirmi e andiamo a vedete come Amazon consegna i pacchi quando si avvicina il Prime Day. Come vedete la telecamera questa volta riesce a mettere a fuoco bene, c'è scritto Prime Day 21-22 giugno, ok, sullo scotch. Ovviamente Amazon utilizza degli scatoloni enormi per poi imballare delle cose più piccole. Allora, cosa c'è da dire su questo pacco? Allora, io ho fatto l'acquisto di questo pacco più di un mese fa, infatti me ne ero scordato cioè, so proprio, vabbè, c'è da ridere su questa cosa, che uno poi si scorda che fa gli acquisti, però poi ti arrivano le mail, è stato consegnato un pacco, io li lascio sempre ai punti di ritiro, molto comodi ragazzi i punti di ritiro, io ne ho 2 o 3 nei pressi di casa mia, perché i punti di ritiro sono sempre aperti e quindi il corriere trova sempre qualcuno nel punto di ritiro e voi potete andare a ritirare nei giorni e negli orari di apertura di questi punti di ritiro. È di una comodità infinita, infatti da quando c'è questa possibilità io a casa non mi sono fatto arrivare più niente. Non ultimo anche il fatto che qui non viene pubblicato il vostro indirizzo, quindi se avete problemi con la privacy come altri miei amici, qui viene pubblicato l'indirizzo del punto di ritiro e non il vostro, quindi poi vi recate con il vostro bel cellulare con la ricevuta, con il codice di ritiro e loro vi danno il pacco, quindi comodità enorme. Questo è il punto di ritiro. Che altro c'è da dire su questo pacco? Io l'ho comprato in preordine circa un mese fa. Sulla mail del punto di ritiro c'era scritto anche che io ho risparmiato 7 euro rispetto a quando l'ho comprato, che vuol dire che ciò che c'è qui dentro io l'ho acquistato ad un prezzo, non mi ricordo quale, bisognerebbe un attimo andare a vedere sullo storico di Amazon. Durante questo mese ci sono state delle offerte su questo articolo e a me mi è stato fatto pagare l'offerta migliore che è stata fatta su questo articolo. In questo caso ho risparmiato 7 euro, ok? Quindi approfittate, se vi interessa qualcosa e sta in preordine. Io ho messo già dei vinili che escono a settembre ragazzi, già c'è la possibilità di preordinarli. Se da adesso a settembre ci sono delle offerte su quei vinili che avete ordinato, beh, Amazon ve li fa pagare il prezzo minore a cui sono stati messi quei beni che voi volete comprare. Non si tratta solo di vinili, ci stanno tante altre cose. Coltellino rosso, scatolone Amazon Prime Day 21-22 e andiamo a sballare ciò che c'è qui dentro. Io ovviamente lo so perché poi mi sono ricordato, non è che non nascondo nulla. Allora, non rischio di rompere niente perché come sapete qui è tutto in ballo. Ok,
coltellino, grazie mille del supporto, lo mettiamo lì, imballo come vedete enorme, per poi contenere, vediamo un po', sì, allora questo ovviamente, allora ciò che c'è qui dentro, Amazon con il baffo che ride, ok? Ciò che c'è qui dentro si trova in due versioni, ok? Questa ovviamente è la versione diciamo più economica. Salve, salve Evelyn, salve. Allora, stiamo facendo questo unboxing e poi andremo a vedere anche qualcosa su Amazon per l'Amazon Prime Day di oggi e domani. Ok? Allora, non vi voglio far aspettare oltre, apertura facilitata di Amazon, basta fare così, questo lo buttiamo come sempre ed andiamo ad aprire questi, ok? Allora, beh, non penso che riuscite a capire che roba è. Difficile, 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 difficile. Un attimo voglio mettere, un attimo, facciamo una scritta nella chat. Ok. Non si capisce niente, non si capisce niente. Questa è la parte posteriore dove c'è il bollino SIAE, c'è l'etichetta Sony Music Entertainment, che è quella che ci blocca sempre le dirette dappertutto, Facebook, YouTube, mutano eccetera. Questo disco è dedicato a Diego e Adriano, Rolando e alla notte. Questa frase sta scritta qui. Vabbè, va, via. Come sapete io ho tutta la discografia di Vasco Rossi, però queste edizioni speciali R-Play, Remastered for Vinyl nel 2021, e questi quando escono ovviamente non posso comprare i cofanetti perché costano veramente uno sproposito. Mi pare che questo qui, lo stesso identico sul cofanetto, ci vogliono più di 100 euro per acquistarlo. Questo è l'LP rimasterizzato Vasco Replay 40° anniversario. Questo è Siamo Solo Noi, bellissimo, bellissimo. Questo è un singolo disco e via. Vasco Rossi, Siamo Solo Noi, che andiamo a letto alla mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi. Va bene, va bene, va bene, va bene, lasciamo stare. Troppi soldi? Non è vero, Congi, perché io li prendo, ovviamente, tu lo sai la mia politica qual è. Cioè, io ovviamente, come continuo a dire da sempre, chi segue le mie dirette lo sa. Allora, i vinili usati, lo ripeto un'altra volta, il massimo che si possono spendere sono 5 euro per un 33, magari anche un po' più raro, ma i mix devono costare 1 euro, 1,50 euro, 2 euro, non di più. Anche perché trattasi di usato, e non solo trattasi di usato, trattasi di un bene che già si è ripagato la produzione, si è già pagati i diritti che ci stanno sopra, si è già pagato tutto. Diverso è per questi vinili che stanno in vendita su Amazon. Molti dicono Amazon c'ha prezzi alle stelle, non è perché Amazon fa pure un sacco di offerte su questi vinili, una continuazione. Andate su Il Mondo del Vinile, sia su Telegram sia su Facebook, che io pubblico un sacco di offerte che Amazon fa sui vinili. Calcolate che mi pare di aver letto che il mercato del vinile su Amazon è inferiore all'1% del fatturato di Amazon, quindi Amazon ti vende sto vinile a 1 euro, a 100 euro, a 1000 euro, non gliene frega un accidente, tanto c'ha una marea di articoli che valgono molto molto di più a catalogo e c'ha milioni di articoli oltre a sti pezzi di plastica a cui noi siamo affezionati. Quindi finiamola di dire che Amazon ha i prezzi alle stelle per quanto riguarda i vinili, che ci lucrano sopra. Chi ci lucra sopra sono i venditori terzi all'interno di Amazon, che tra parentesi secondo loro fanno i prezzi dei vinili. Non è così, perché se tu mi metti un vinile come io ho lì di Robert Miles a 700.000 euro su Amazon, ma chi te se lo compra? Ok? Non si può fare una cosa del genere.
Comunque, ritornando a noi, questo vinile nuovo imballato, sopra bisogna ripagarci i diritti SIAE, bisogna ripagarci i diritti di produzione, i costi per la stampa, i costi per l'imballaggio, i costi per tutto. Cioè ci sarà l'addetto alla macchina, l'addetto alla masterizzazione, che questi rivengono ripresi gli originali e rimasterizzati, c'è un lavoro dietro, quindi voglio dire, questo è giustificato, ma poi questo mi pare io l'ho pagato 15-16 euro. Purtroppo se fossimo ancora negli anni 90, quando di questo vinile ne venivano stampati come prima tiratura 2, 3, 4 milioni di copie, come prima tiratura, poi se andava bene ne stampavano altri, di questi ne stamperanno se no 200-300 e devono pregare a Dio di venderle tutte, perché Amazon c'ha ancora un sacco, lo andremo a vedere insieme, di vinili che non è riuscito a vendere in 2, 3, 4 anni, vinili autografati che li trovate ancora adesso, Record Store Day 2019, autografato, limitato, numerato, stanno ancora in vendita su Amazon al prezzo dell'epoca. Quindi non è che l'hanno aumentati e che sono finiti e quindi ci stanno gli sciacalli che li rimettono a prezzi aumentati, no, stanno ancora nei magazzini di Amazon e Amazon ogni tanto fa pure le offerte per svuotare questi magazzini, non li riesce neanche a vendere. Quindi purtroppo se di questi invece che stamparne 3 milioni di copie ne devono fare 100, 200, 300 o 1000 copie, è ovvio che il prezzo del singolo prodotto si alza. È normale, è marketing, cioè non ve lo devo stare a spiegare io, amici. Quindi diciamo che questo è il motivo per cui i vinili stanno ancora, diciamo, a un prezzo come era una volta, perché ecco, io mi ricordo che un 33 giri costava tra i 25 e le 30.000 lire all'epoca, cioè non lo trovavi a di meno, mentre i mix se erano italiani stavano a 8.000 lire, 8, 9, 10, se erano quelli di importazione stavano a 11, 12, 13 fino a 15.000 lire. Parliamo di lire, non di euro, non confondiamo lire, euro, eccetera. Erano anche altri tempi, era un po' tutto diverso, si producevano molti più vinili, audiocassette e molto pochi CD. Adesso, certo, pure i CD, se andate su Amazon, costano molto meno dei vinili e quindi diciamo che il vinile è diventato quasi una cosa da collezione, perché tra i supporti disponibili, quindi MP3, CD e vinile, è quello che costa di più, ma anche perché proprio la produzione costa di più perché ne vengono prodotti di meno, ok? A parità, per esempio, un MP3 vende molto di più, perché uno dice ok, quanto mi costa l'MP3? 2-3 euro li spendo, ho l'MP3 dovunque me lo voglio sentire, qualsiasi supporto cellulare, device, Amazon Alexa, quello che volete e ve lo sentite. Tra l'altro mi pare che su questo qui c'è anche il digital download, quindi me lo andrò a scaricare dopo dal sito di Amazon e me lo terrò nel computer questo disco, ok? Quindi detto questo preambolo, diciamo, questa introduzione, io volevo vedere, anche perché non ho avuto tempo oggi, ho avuto da fare, sono uscito, sono appena tornato, ho avviato OBS e ho detto facciamo questa diretta al volo come viene, anche perché dovevo fare l'unboxing di questo disco. Ripeto, io su questo disco ci ho risparmiato 7 euro 7 euro su un vinile, mi pare che questo io lo pagai tipo 15 euro, 7 euro di meno, quanto l'ho pagato? 7-8 euro, 9 euro, boh. Mi pare, sì, 17 euro, mi pare 10 euro l'avrò pagato sto vinile, insomma. E diciamo, ancora, tra virgolette, per ora, ogni tanto, una volta a settimana, quei 10-15 euro me li posso spendere per me, e io, diciamo, non fumo, non bevo, quindi, diciamo, me li spendo così. Aspettate, vi voglio far vedere una cosa riguardo sempre a questo argomento. Questo io l'ho preso, come vedete qui c'è scritto proprio Renato De Vita, ok? Questo è un cofanetto che io non ho preso su Amazon, l'ho preso da un altro amico, Vendo Musica Store, ed è un cofanetto molto bello, e questo io l'ho pagato poco di più di questo, perché l'ho preso durante una giornata di offerte di Vendo Musica Store di Fabio Caria, ok? Io ancora non l'ho sballato questo perché non mi è servito di sballarlo. Tra l'altro, ecco, sto cofanetto qua mi pare che c'è anche di Siamo Solo Noi,
reloaded, questo è il singolo, eccoci qua. Così diciamo ho completato la collezione per quello che mi serve a me, di Vasco Rossi, per quello che mi serve a me, con il singolo e con il cofanetto, e c'è un altro cofanetto ancora, però quello è fuori portata, quell'altro cofanetto, lo andiamo a vedere insieme. Allora, vi faccio vedere subito, allora, vediamo un po', allora, ok, facciamo così, ok, questo lo mandiamo via. Allora, io non ho modo di vedere la chat, quindi aspettate, magari me la metto piccolina, no, perché poi no, dà fastidio. Ok, allora se io qui adesso ci metto, vedete, io stavo vedendo Alba Chiara perché pure questo mi interessa, dovrebbe stare in offerta per l'Amazon Prime Day, però alla fine il 4% è veramente poco. Allora, mettiamoci siamo solo noi, RPlay, ok? Eccolo, allora questo qua sta a 83,74 € da 120 euro, sta in offerta, mi sa questo qua, eccolo qua, questo è un altro box ancora rispetto a quello che ho io, questo è numerato, il mio non c'ha numero, ok? Questa è l'edizione limitata numerata, vedete, 40esimo Airplay Special Edition Deluxe Box limitato numerato bla 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 bla, e costa 83,74 €. Vediamo a quanto è arrivato invece il mio, quello che ho io, il singolo, ecco 17, come avevo detto. Tra l'altro questo però è audio CD, non c'è più, mi sa che è finito, MP3 come vedete, no, effettivamente voglio vedere se questo c'è ancora vinile. Vinile 21,20 €, io l'avevo pagato 17 comunque, sta ancora in offerta, io l'avevo pagato intorno ai 17 o 18, comunque va bene, e sta a 21,20 €, questo è quello che ho preso io, la Special Edition, questa qua, lì siamo solo noi, ok? Non mi ero pure scordato io di averla presa, pensate un po', perché l'ho presa proprio parecchio tempo fa. Ok, adesso andiamo però a vedere su Facebook il mondo del vinile. Questo è il gruppo, mettiamolo come Renato De Vita, questo è il gruppo dedicato ai vinili. Come vedete io l'ho pubblicizzato già questo qua, l'ho pubblicizzato 20 ore fa, quindi ieri ho pubblicizzato il cofanetto, perché ieri ho pubblicizzato parecchi cofanetti. O lasciamo stare questo qui, allora no, facciamo una cosa, guardate, allora qua, ok, possiamo andare qua, allora Prime Day, andiamo a vedere le offerte Prime Day. Oggi è il Prime Day, ecco, in primo piano c'è questo Poco X3 Pro che sta con il 33% di sconto, che non è male. Allora, guardate, vi faccio vedere anche io come faccio ad inserire le offerte. Ci si clicca su Poco X3, ci sono 100 € di sconto. Allora io che faccio? Ve lo metto così, lo evidenzio, vado sul gruppo di riferimento, in questo caso è classe74.it su Facebook, vado a creare un post dove vi ci metto la descrizione. Ok, vi ci metto la descrizione, vi ci metto il prezzo, ok, vi ci metto il prezzo, andiamo a sistemare un po', ci mettiamo un po' qualche fuoco che indica che ci sta un bel risparmio, magari 3 fuochi, perché 100 € in meno non è poco, e poi ci mettiamo direttamente il link alla pagina e poi ci pensa Facebook a tutto quanto, vedete? Ok, andiamo a metterlo, ve lo metto perché, anzi scriviamoci pure, tra l'altro, offerta Prime Day, ce lo scriviamo proprio noi, offerta Prime Day 21-22 giugno 2021, ok, lo andiamo ad evidenziare, pubblica, e contemporaneamente lo andiamo a pubblicare anche dentro classe 74 qui dentro queste offerte qua, ok, tanto ci pensa a tutto lui,
Eccolo, è venuto fuori il post, ve lo metto in diretta, Amazon Supermercato non ci interessa e noi ci andiamo a continuare a vedere. Allora, questo Poco X3 è uno smartphone con 8 GB e 256 GB, molto molto buono, un display da 6,67 pollici, 120 Hz, molto molto buono, con il chipset Snapdragon, 48 megapixel quad camera, quindi questa è una fotocamera molto buona e c'ha più di 5 ampere di fotocamera, quindi versione Italia con 2 anni di garanzia, 199 euro. Secondo me questo è un prezzone per un cellulare con 8,256, perché diciamo che in giro a questo prezzo si trovano i 6,256, ma non gli 8,256. Poi vedete che c'è un bel display abbastanza grande perché è un 6,67 pollici. Quindi questo è un ottimo prodotto. Ok? Andiamo a vedere le altre offerte Prime Day. Eccole qua. Allora, andiamo a vedere sui portatili. Vediamo sui portatili se c'è qualcosa di veramente valido. Allora, questo è un 15,6, 4,69, questo c'ha 4 giga. Allora, quello che vi consiglio, io ho avuto Morena Computer per 4 anni e ho lavorato tanti anni in Ericsson e sto nei computer da quando c'erano i retro computing. Diciamo che sto nel computer, nell'ambiente dei computer dall'82, da quando mi venne regalato il VK20, quindi di computer un po' ne capisco. Allora, un consiglio: se dovete comprare un PC fisso o portatile, che non è un tablet, eccetera, minimo 8 giga di RAM. Non comprate un portatile con 4 giga perché sinceramente lo dovreste subito aumentare di RAM. Quindi questa è un'offerta, tra l'altro anche con uno sconto molto irrisorio del 14%. Durante un Prime Day ci si aspetta un po' di più, ecco, un 22, un 19, 20. Col 22 in meno praticamente vi hanno scontato l'IVA. Questo è poco ma sicuro. Ecco, un 18%, 21%, però ovviamente questi sconti vengono fatti, è vero che sono sconti percentuali, vengono fatti su pezzi più costosi, sì, non c'è niente da fare. Non si troverà mai intorno ai 300-350 euro un PC con 8 giga di RAM che sia di marca, quindi o HP, Acer, insomma di una marca Lenovo ex IBM, quindi è molto buona come marca, Acer, Asus è molto buona. La Huawei si è messa a fare anche diciamo, i tra virgolette portatili, anche se sono più all'incrocio tra un tablet e un portatile. Ok? Quindi niente, dovete avere almeno 8 giga di RAM, e per 8 giga di RAM questo c'ha l'8%. Vediamo un qualcosa di abbastanza economico ma non eccessivamente costoso, mi pare di non vederlo. Questo 5,49 non sarebbe male, è un Lenovo. Vediamo quanta RAM c'ha. Questo c'ha 8 giga di RAM, c'ha un 22% di sconto, questo viene pagato senza IVA. Questo non è male, c'ha un SSD da 2,56, potete tranquillamente aggiungere un hard disk esterno USB 3 tranquillamente, che si trovano pure a poco prezzo. Questo è certo, ci vogliono sempre 550 euro, che quasi il vecchio milione di lire, però siamo di fronte a un 14 pollici Lenovo, quindi molto buono, riconoscimento di impronta digitale, e quindi è un processore AMD. Io sinceramente, dato che ci lavoro prettamente con i PC e mi serve la stabilità, preferisco gli Intel. Per chi ci gioca preferisce gli AMD, che sono un po' più veloci. Diciamo gli AMD una volta scaldavano più degli Intel, però con l'avvento dei vari tipi di raffreddamento a liquido che vengono adoperati dentro i PC portatili, questi problemi sono stati ampiamente risolti. Non è malissimo questo PC. Volevo vedere, ecco, che scheda video ci hanno messo dentro, se è la Ryzen, no, ho sbagliato, scheda grafica integrata AMD Radeon. Eh sì, perché la AMD si comprò la ATI, e quindi ci ha integrato nel processore, nel CPU, la Radeon, vabbè, è quella integrata nel processore Ryzen. Vabbè, sì, lo posso pure mettere questo, 550 euro col 22% di sconto, mettiamolo, va. Come vedete io passo tanto tempo a fare una selezione dei prodotti che troverete
sui miei canali, ok? Non vi metto tutto quello che sta in offerta senza manco vedere di che cosa si tratta. Io vi metto solo ciò che vale veramente la pena e che secondo me può essere di pubblico interesse, ok? Qui risparmiate ben 150 euro che è l'IVA praticamente, ok? Ehm, non era descrizione e dettagli. Ci mettiamo i dettagli del prodotto che li andiamo praticamente questi sono quelli principali. C'è una DDR4 come allora marchio Lenovo, già c'è scritto nella descrizione breve, quindi non ci interessa. Ci mettiamo i dettagli del prodotto e poi ci mettiamo il link, ok? Andiamo a prendere il link, vi metto il link e quello che trovate accanto al simbolo di internet che è il mondo della palla celeste è il link da cliccare. Allora andiamo qui e pubblichiamo anche, mi sono scordato ovviamente, allora subito giù qui facciamo così e ci andiamo a scrivere offerta Prime Day 21-22 giugno 2021 e lo andiamo a pubblicare, mettiamocelo pure qui. Allora offerta Prime Day 21-22 giugno 2021 e andiamo a pubblicare, ok? E questo è per quanto riguarda un PC, ci abbiamo messo un PC, niente, non ci interessa su Amazon Supermercato. Adesso andiamoci a vedere, volevo vedere qualche giradischi, vediamo se c'è qualche giradischi in offerta Prime Day. Allora non so se qua ci permettono di fare Prime Day, sì, ci permette di fare offerta giradischi, vediamo se c'è qualche giradischi. Vabbè, questi sono quelli da salone, andiamo a vedere se c'è qualcosa di un po' più professionale. No. Mm. Adesso 20 euro si risparmiano è poco, andiamo a vedere. Allora ve lo vedo io se c'è qualcosa, ma non trovo, no. Non mi sembra durante non mi sembra che ci sia qualcosa di particolare. Mette tutti accessori, tutti accessori da tutte le parti, accessori, niente, come giradischi stiamo messi male. Vediamo se c'è un amplificatore, qualcosa in offerta, sempre riguardante l'audio. Amplificatore Prime Day. Secondo me niente, perché loro li mettono pure. Allora invece andiamoci a far consigliare dal Prime Day proprio, va. Allora Prime Day, eccoci qua. Allora andiamo a vedere qualcosa che riguarda direttamente Amazon, prodotti proprio Amazon. Allora sta Fire Stick sta a 32 euro. Quindi questa è la Ultra HD, quindi questa è quella 4K e questa sì, da 59 a 32 è molto molto buona come offerta. Ogni tanto viene messa a questo prezzo. Andiamo a vedere il grafico, eccolo qui, qui stava a 44 ed eccolo che stiamo al Prime Day a 32. Andiamo a vedere negli anni quante volte a questo prezzo non ci è mai arrivato a 32 euro negli ultimi anni, diciamo.
quindi questa è un'ottima offerta, quindi la andiamo a prendere. Allora io ce n'ho due di Fire Stick, ma ho quelle Full HD non 4K. Mi ci trovo molto bene, quindi le consiglio a tutti quanti queste pennette che sono HDMI e trasformano qualsiasi televisore che abbia un HDMI in uno smart TV con tutte le applicazioni Disney Plus, Netflix, Infinity, YouTube, potete vedere tutto, c'è anche Twitch, per chi mi segue da Twitch, per gli amici che mi seguono da Twitch, c'è anche Twitch offerta Prime Day 21-22 giugno 2021. Ecco, questa è molto buona come offerta, mettiamoci 2 stellone perché questa è molto buona e andiamoci a mettere il link perché è un'offertona di quelle da paura. Diciamo che nell'ultimo anno non è mai arrivata a questo prezzo così basso questa pennetta, Allora pubblichiamo e andiamo anche qui e pubblichiamo. Molto buona come offerta. Ok, recupero, io devo aspettare, ecco, che compare l'iconcina lì l'immagine e qui chiudiamo. Andiamoci a vedere qualche altra cosa, via insieme. Allora, è quello che era di Amazon, l'abbiamo visto, mo che è qua. Allora, e la miseria, abbiamo ritornato tutto su. Allora, questo ce l'ho di là, ce l'ho lì proprio montato. Alexa, ciao! Vabbè, ogni tanto uno ci può fare due chiacchiere con Alexa, scherzo, Allora, anche qui risparmiamo 35 euro nello storico, andiamo a vedere tutto, da quando c'è in vendita, non è mai arrivato a questo prezzo così basso. Ragazzi, vi consiglio anche l'Eco Dot di quarta generazione, potete scegliere anche il colore, c'è bianco, c'è... Questo anche mi ci trovo molto bene, è quello che avete sentito adesso, ce l'ho lì vicino alla televisione, ci ho attaccato solo ed esclusivamente la corrente, non necessita di altro, si attacca alla vostra wifi e ovviamente ci potete anche sentire la musica e devo dire come qualità musicale non è niente male per essere un solo altoparlante, quindi mono, però si sente bene. Alexa, riproduci i brani di Vasco Rossi. No, grazie. Vedete? E sta abbastanza lontano, Alexa, alza il volume. Alexa, imposta volume 80%. Cammina per la strada senza nemmeno. Dare per te. Vabbè, Alexa, stop. Ok, e si comanda così Alexa, come avete visto. Ok, quindi andiamo a mettere questo Echo Dot. Questo che avete sentito è l'Echo Dot che vi sto mettendo qui in vendita con questa offertona del Prime Day 21-22, offerta Prime 2, Prime Day, eccolo, qua già c'è scritto così mi evito di scriverlo io, va bene, ok, a questo prezzo quasi non ci si compra neanche un altoparlante amplificato, guarda. Ah, ci stanno pure le prese intelligenti, ecco, guardate, aspettate, mettiamo un attimo questo annuncio, manca il link, ok,
Stiamo facendo tutto quanto insieme, eh. Oggi voglio condividere con voi come faccio io a mettere gli annunci sui miei canali, eh. Tutto molto molto user friendly, chiamiamolo così. Ecco, qua mettiamo così e andiamo a incollare l'offerta, molto molto vantaggiosa. Ovviamente c'è anche musica anni 90 per chi è patito di anni 90, c'è un po' tutto. Allora, la presa intelligente, vi stavo dicendo, allora, guardate, questa, questa è la smart plug, ok? Questa è una presa a cui voi potete attaccare qualunque oggetto e comandarlo con Alexa, ok? È una presa che ha un asciunco da una parte, una Siemens, la presa Siemens, e dall'altra la attaccate direttamente al muro, ok? Questa regge fino quasi a 3 kW, ovviamente non ci attaccate 3 kW perché magari si danneggia, però ci potete attaccare, diciamo, qualunque cosa per poi comandarla con sono prese smart, si trovano di tutti, diciamo, di tutte le marche. Qui c'è scritto Smart Plug e sotto c'è anche il simboletto di Amazon, ok, per garantire la compatibilità con il simbolo di Amazon Alexa, ok, questo è il simbolo di Amazon Alexa. E quindi questa è una presa, diciamo, può essere usata pure per accendere una bajour, per qualsiasi cosa, diciamo, voi qualsiasi cosa volete attaccare. In questo caso quella cosa mi pare una quindicina di euro, in questo caso se la comprate insieme alle Chodot vi viene solo 5 euro, ok? 5 euro in più ai 24,99, quindi pagate 30 euro l'Echo Dot più la presa telecomandata. Ci potete attaccare un televisore, ci potete attaccare tutto uno stereo anni 90 che va tutto poi alla fine, perché i pezzi degli stereo anni 90 si attaccavano in cascata uno all'altro e l'ultimo, che era l'amplificatore, andava attaccato al muro, e quindi voi l'attaccate a questa presa e quando dici Alexa accendi stereo, magari la chiamate stereo questa presa, si accenderà lo stereo, perché poi gli potete dare il nome che volete a questa presa, in fase di configurazione con l'app Alexa sul telefonino potete dare qualsiasi nome alla vostra presa. Quindi, che ne so, attaccare una bajour e la chiamate abajur. Se ci avete più prese di quelle là, che ne so, abajur letto, abajur salone, potete fare quello che vi pare, ok? Gli potete dare i nomi che volete. E questo è per quanto riguarda quest'altro prodotto. Andiamo a vedere qui che dico pure gli zaini, addirittura offerte. Guardate che oggi e domani saranno dei giorni di fuoco, veramente di fuoco. Andiamo a vedere prodotti, ecco, per la casa, se c'è qualcosa, qualche elettrodomestico. Ecco, questo per esempio 35 euro, tutti in alluminio, un mixer ad immersione, non è male, si risparmia il 16%. Ecco, questa macchinetta del caffè della Philips, ecco, c'ha il 41% di sconto, siamo vicini quasi a metà prezzo. Kenwood il tritatutto 39, un altro frullatore qui addirittura 44% di sconto. La Gaggia c'ha il 27, questa la pagate quasi senza, e io sono fortemente per la Gaggia perché ce l'ho avuta, è un'ottima macchinetta la Gaggia, molto molto buona. Quindi andiamo a vedere, qui si risparmia un buon 27%. Andiamolo a vedere effettivamente. Gaggia Deluxe Black, macchina manuale per il caffè espresso, macinato e cialde, quindi questo va con tutte e due. Normalmente sta circa 89 euro, andiamo a vedere se è mai stata a questo prezzo. Diciamo che no, diciamo che l'unico che è andato a quel prezzo è la Warehouse. L'Amazon Warehouse sono prodotti che praticamente sono stati riconsegnati ad Amazon, ed Amazon purtroppo non li può rivendere come nuovi perché sono stati già sballati, e quindi li rivende praticamente come, diciamo, non usati ma nuovi appena sballati. Allora, nuovo, tra l'altro qui c'è stato un prezzo minimo a 69,99 e adesso sta a 64,99, è un minimo storico. Andiamo a vedere se effettivamente è così. In anni, diciamo che nuovo qui è stato martedì 1 settembre, è stato messo a 41,84, però sarà stata un'offerta di quelle lampo, un'offerta lampo perché è durata pochissimo.
Ok. No, diciamo che non è il minimo storico, però va bene come prezzo per questa macchinetta. Non so se metterla o no, vabbè, tanto la trovate da soli, io non mi ha convinto più di tanto questa offerta. Andiamo a vedere questa che dicono al 41%, vedi, selezioniamo insieme, vediamo insieme. Ciao Congi, sto spiegando un po' come funziona Amazon, quindi sono cose un po' noiose che però possono far comodo a qualcuno. Ok, allora andiamo a vedere questo nello storico, voglio vedere lo storico tutto. Ah, nello storico tutto, non è il minimo storico perché qui addirittura è scesa veramente parecchio. Là, adesso a quanto sta? A 235. Invece anni, diciamo che c'è andata a questo prezzo, c'è un andamento molto... No, neanche questo mi sento di consigliarvelo perché diciamo c'ha un andamento un po' così. Mia moglie voleva tanto la friggitrice ad aria, però costicchiano queste friggitrici ad aria, ci vogliono 100 euro. Vediamo questa friggitrice ad aria qua, tra l'altro il Philips, vediamo se mi carica, sì, mi carica il grafico, eccolo qua. Pure questo c'ha un andamento un po' così, si trova a un prezzo più vantaggioso. Io qui vi ci voglio mettere solo cose veramente, veramente in offerta. Andiamo a vedere quest'altra caggia qui che costa un po' di meno. Poi non vi voglio assillare oltre, semmai ci salutiamo. Andiamo a vedere, diamogli il tempo di caricare il grafico. Questa sta al minimo storico, sono sicuro perché... Esatto, questa sta al minimo storico. Questa veramente va bene. Bene, bene, bene. Questa ve la metto, questa caggia. Questa sta al minimo storico e allora la andiamo a pubblicizzare. Ok, ve la metto volentieri. Allora qui ho sbagliato simboletto. Ok, offerta Amazon Prime Day 21-22 giugno 2021. Andiamo a prendere l'offerta. Qui risparmiate il 24%, quindi più dell'IVA. Ok, qui andiamo a levare lo spazio, andiamo a mettere delle fiamme, così lo capite che è un'ottima offerta. Ci andiamo a prendere il link e ve lo metto tranquillamente. Vi invito ad iscrivervi a questo, a mettere il like a questa pagina. Questa è classe74.it su Facebook, oppure se avete Telegram iscrivetevi direttamente al mio canale. Ok, questo è il canale, è uno dei canali, ce n'ho 4 per adesso su Telegram che sto seguendo. Come vedete io su Telegram sono iscritto a parecchi canali che fanno pubblicità. Allora io direi andiamoci a vedere qualche vinile e poi magari ci salutiamo. Allora andiamo a vedere Amazon Prime Day, ci mettiamo vinile. Allora eccolo qua. Allora Ennio Morricone sta in offerta a 21 euro invece di 26, quindi questa è una bella compilation di Ennio Morricone, 60 anni di musica. Andiamola a vedere. Questo è un vinile molto molto bello, mi pare che è un doppio. Sì, sono due vinili, supporto 1, supporto 2. Tra l'altro, come vi ho sempre detto, andate a vedere qui quanti vinili sono, nei dettagli del prodotto c'è sempre scritto. Ok? Guardate che bella pure la copertina dietro e davanti, una bellissima foto, 60 anni di musica. E questo viene praticamente risparmiato il 22% che è praticamente l'IVA. Sul prezzo in offerta è 20,99 euro, 21 euro invece di 20, quasi 27. Ok, quindi questo pure ve lo consiglio. Poi vi metterò, questi li troverete tutti quanti sia sul canale di Facebook, questo che vi faccio vedere che è il mondo del vinile, li troverete sia qui, l'indirizzo è questo, fb.com/il mondo del vinile. Vi ripeto, siamo già parecchi qua dentro perché siamo 418 persone, ok?
Qui troverete, sfogliandoli poi tutti quanti, tutti i vinili. Io adesso ne metterò altri, vedete anche Zucchero, questo l'ho messi ieri praticamente, l'Airplay Special Edition, insomma ce ne stanno diversi. Vedete, ieri ho cominciato a pubblicare un sacco di cofanetti idea regalo. Questo è un cofanetto molto molto bello dei Queen, tutti i dischi colorati, stiamo parlando di 36 LP. È vero che costa 460 euro, però vi state comprando praticamente tutta la discografia dei Queen, tutta insieme e tutta in un unico cofanetto, un cofanetto veramente veramente bello. Complete studio, questi sono tutti gli album fatti in studio, quindi non ci troverete dei live, questi sono tutti gli album fatti in studio dei Queen. A avere 462 euro io me lo sarei comprato subito, questo veramente veramente bello. Poi vabbè, ci stanno i Per Jam, questo è un cofanetto sempre idea regalo, questo è un altro cofanetto, 3 vinili idea regalo, quest'altro è un altro cofanetto che è degli Eagles, molto molto bello. Questi sono 15 LP 12 pollici, quindi tra l'altro voto medio 4,8 su 5 è molto molto alto, quindi la qualità di questi supporti è molto molto alta. Questi sono altri cofanetti 7 LP Halloween e Beatles, altro cofanetto, questo contiene tutti i 45 giri, ok? Sono 23 singoli, 45 giri, pensate un po', costa 217 euro, però diciamo quasi ne vale la pena per chi è appassionato dei Beatles, ok? Ripeto, questi sono i 7 pollici, quelli piccolini, quindi state attenti poi quando fate gli acquisti. Questo è sempre un cofanetto dei Beatles, sono 3 vinili, idea regalo 117 euro. Adrian, quando uscì la serie animata, diciamo tanto voluta da Adriano Celentano, questo è il cofanetto Adrian, contiene 3 LP neri, costa 41 euro, e anche questo è un'ottima idea regalo. Vasco Non Stop Live, pure questo è bellissimo, è un bellissimo cofanetto, costa 101 euro. Vasco Non Stop Live, vediamo se allora, se voi ci cliccate sopra sul mio link, ovviamente vi porterà, se è uscita qualche offerta voi ve la trovate. Diamogli un attimo tempo al browser di caricare, ecco che carica tutto, ecco è uscito, infatti sta in offerta con il 6% di sconto, non è tantissimo, però voi 6,36 euro li risparmiate sui 101,35 che stava originariamente. Praticamente qui ci sono dentro questo cofanetto, ci sono 4 LP e un 45 giri. Guardate, ecco qui quello che trovate dentro il cofanetto, 1, 2, 3, 4 e un 45 giri, tra l'altro dal buco piccolo. Veramente veramente bello questo cofanetto di Vasco, solo che come tante cose di Vasco vanno subito alle stelle, e quindi praticamente cominciano a diventare inacquistabili. Ok, andiamo a vedere qualche altro cofanetto che ho pubblicizzato qui. Ecco, questo è un altro cofanetto, guardate qui, questi sono i Rolling Stones, 50° anniversario. Questo invece è una borsa che contiene i vinili in stile retro, ok? Questi sono molto belli perché questi sono sempre i Beatles, sono 2 vinili, diciamo in cofanetto idea regalo, ok? Andatevelo a sfogliare, questo è facebook.com/, il mondo del vinile, sfogliateveli perché ce ne sono tanti, sono centinaia, sono veramente centinaia questi vinili. Non abbiamo purtroppo tempo adesso per andarceli a sfogliare tutti, Vi invito a mettere il like, perché io qui ne metto un minimo di 10 al giorno tutti i giorni, quindi minimo 10, l'altra volta ce ne ho messi 60 dentro, quindi diciamo che questo è un canale, un gruppo, anzi è una pagina, scusate, è una pagina che io faccio crescere vertiginosamente, quindi se siete patiti di vinili venite a visitare questa pagina e mettete il like, ok, così sarete aggiornati. Poi se poi avete anche Telegram, iscrivetevi a questo gruppo che è, aspettate, ve lo faccio vedere subito, il mondo del vinile, eccolo qui, l'ultimo che ho pubblicato qui è Lucio Dalla, storie di casa mia, e niente, iscrivetevi a questo mondo del vinile anche su Telegram. Ok, detto questo torniamo un attimino qui in studio, aspettate che ho saltato la transizione giusta, eccoci qui, siamo arrivati praticamente ai saluti. Abbiamo sballato oggi questo singolo vinile
siamo solo noi di Vasco Rossi, che si va ad aggiungere a questo che vi ho voluto far vedere, che è il cofanetto Siamo solo noi, che non è quello numerato perché qui né di qua né di qua c'è il numero, quindi questa è un'altra edizione ancora del cofanetto. Questo pesa 1 tonnellata, ma non so tutti i vinili, qua dentro c'è pure un book fotografico, però io questo l'ho pagato diciamo poco più di questo, ok? Allora, mentre questo l'ho preso su Amazon con un risparmio, tra l'altro da quando l'ho ordinato a quando mi è stato consegnato è stata fatta un'offerta, ho risparmiato 7 euro. A questo l'ho preso diciamo al prezzo suo, che però non si trovava più, dall'amico Vendo Musica Store di Fabio Caria. Ok, non so se ne ha ancora di questi cofanetti, quindi esatto. E questo è il remastered nel 2021. Questo tra l'altro pare che è uscito nel 2019, tra l'altro per l'RSD 2019, non vorrei dire una stupidaggine questo cofanetto, mentre questo LP è stato rimasterizzato nel 2021, come si evince, remastered for vinyl 2021, ok? Quindi questo qua contiene, qui infatti c'è scritto per la prima volta, è l'album in versione LP per la prima volta dall'originale, però non è stato, c'è scritto rimasterizzato, mentre questo sì. Poi qua c'è scritto l'unico 45 giri estratto dall'album Dimentichiamoci questa città è brava al lato B, un libro illustrato di 128 pagine con la storia del disco e le foto inedite, la riproduzione del pass e il poster del tour del 1981 Siamo solo noi, ok? E questo veramente è un box da collezione, questo l'ho preso, sono molto contento di averlo preso questo box. Si va ad aggiungere alla discografia di Vasco Rossi. Presto comincerò a pubblicare tutti i vinili che ho di Vasco Rossi su Instagram, seguitemi anche come Reni J su Instagram, ok? Detto questo, siamo arrivati ai saluti finali di questa diretta che è durata circa un'oretta, mancano 5 minuti per fare un'oretta di diretta. Allora, invitandovi, adesso io metterò sui miei canali tutti i link per andare a vedere tutti i prodotti che stanno in offerta per l'Amazon Prime Day 21-22, quindi oggi e domani, giugno 2021. Ok, andatevi a vedere tutti i prodotti, io metterò più che altro vinili, roba che c'ha a che fare con la musica, e alimentari sul canale Amazon Supermercato, sia su Facebook sia su Telegram. Ok, vi ricordo che su Amazon potete fare la spesa che vi verrà consegnata ogni 2 ore, dovete fare un minimo di acquisto, mi pare che sono 50 euro, e dovete essere iscritti al Prime, Amazon Prime. Avete tutti i link anche sui miei siti internet, classe74.it, legolando.it, starwarsstore.it o renijstore.it. Su uno qualsiasi di questi siti internet trovate il link poi per andare a fare la registrazione ad Amazon Prime. Ok, una volta registrati ad Amazon Prime, con un minimo di acquisto nel carrello di 50 euro potete accedere e prenotare la consegna ogni 2 ore, a fasce di 2 ore. Ok, direi che non c'è altro di importante da dire per quanto riguarda questa diretta. Le dirette musicali mi sbrigherò appena ci avrò un attimo di tempo a mettere a posto, comincerò a sistemare la sala hobby giù, in modo che qualche sera, che fa un po' più fresco, perché purtroppo io giù c'ho il condizionatore che è come quello che sta qui in salone, si sono rotti praticamente, sono stati montati lo stesso giorno, sono stati acquistati lo stesso giorno, 2006 mi pare, 2007, quando abbiamo comprato casa. Uno si è rotto 4 anni fa, quello giù si è rotto 2 anni fa, ma stessa identica rottura, cioè secondo me è saltato un fusibile sulla scheda, non riesco ad accedere alla scheda interna del condizionatore, perché secondo me cambiando il fusibile questi funzionano perfettamente, perché tutti e due funzionavano perfettamente, non davano nessun problema, erano stati fatti i tubi di scolo dell'acqua in pendenza correttamente, anche quello che sta giù in sala hobby, pensate, siamo riusciti a metterlo il tubo in pendenza in modo da non dover mettere pompe elettriche che poi mandano fuori l'acqua.
quindi funzionava perfettamente. Io devo trovare il modo di accedere a delle schedine logiche che sono così piccole, non riesco ad accederci per andare a cambiare un fusibile, ragazzi, un fusibile. Una volta i fusibili erano accessibili facilmente e venivano cambiati, invece siccome non danno problemi che non raffreddano, problemi strani con le schede, proprio non gli arriva corrente né a questo né a quello giù, con tutto che tutti e due erano stati messi sotto magneto termico di protezione, come si fa con tutti i condizionatori, insomma si mette sempre un magneto termico dedicato solo ai condizionatori di protezione, però purtroppo chissà che è successo, forse un po' di umidità e è saltato il fusibile. Ma comunque vi terrò aggiornati pure per quanto riguarda questa cosa. Grazie di avermi seguito, fate dei buoni acquisti in questo Prime Day 21-22 giugno 2021. E che dire, ci vediamo alla prossima diretta, prossimo unboxing. Forse oggi qualcosa comprerò pure io, non lo so, devo vedere, perché stanotte mi sono sfogliato un po' i vinili, non c'è granché che mi interessa, visto che io già ho una discreta collezione di circa 6.000 pezzi, quindi che mi interessa particolarmente in offerta non c'è niente. I vinili che mi interessano non stanno attualmente in offerta, quelli che ho appunto nel carrello, li sono andati a vedere tutti e non stanno in un'offerta vantaggiosa, quindi posso aspettare tranquillamente di comprarli. Vediamo se nel pomeriggio li riconsulto un'altra volta, se c'è qualcosa di molto molto interessante allora farò anche io qualche acquisto. Voi invece ve li metto, quelli belli ve li metto tutti, andate a cercare il mondo del vinile sia su Telegram che su Facebook, perché io adesso, come chiudo la diretta, continuo a riempire il database di vinili. Ok? Grazie a tutti di avermi seguito e alla prossima live. Ok? Grazie mille a tutti. Ciao, buon pomeriggio.